La Biennale di Venezia l'ho trovata brutta come ogni volta, forse ancora peggio, però tale da rappresentare un richiamo così forte che tutto il mondo arriva a Venezia, vede queste opere spesso insufficienti. Secondo Sgarbi, tuttavia, la nostra città detiene un potere magico. Anche ciò che è brutto, sono le sue parole, a Venezia può diventare bello e di grande risonanza mondiale. Occorre dire che anche quello che oggi potrebbe non piacerci, attraverso Venezia entra nella storia e molte delle cose che sono passate alle Biennali di Venezia oggi sono finite nei musei o nelle grandi mostre. Sgarbi parla del Lido di Venezia, dove è intervenuto insieme al sindaco Luigi Brugnaro ai 2 giorni di inaugurazione del nuovo hotel Ausonia Ungaria, restaurato dall'imprenditore Teodoro Russo con un grande investimento finanziario. Dalla laguna lancia bordate potenti anche sul governo nazionale. Il governo mi pare già caduto, ma rimane in piedi in attesa degli ultimi adempimenti ordinari, e dopo le europee credo che ci sarà un trauma forte e potremo immaginare forse nuove elezioni politiche, non so in quanto tempo, ma un governo che sia coerente con la volontà degli elettori, che non vogliono certamente 5 Stelle e Lega insieme. Pure sul tema dei migranti non appelli sulla lingua. Si è creato una polarità inedita ed extrapolitica, che è quella fra Salvini soprattutto e il governo contro la Chiesa. La Chiesa ha indicato attraverso la posizione politica di Papa Francesco qualcosa che si può comprendere nella logica umanitaria, ma gli Stati hanno una ragione di Stato che è la difesa della loro identità